Buongiorno, eccoci ritrovati nell'edizione straordinaria. Abbiamo assistito quindi alla celebrazione della messa del Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, alla chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso, Madonna Grande. Quindi anche la voce della diocesi di Treviso in questa domenica di Quaresima davvero particolare, come è particolare ormai da settimane, fin da quando, il 21 febbraio scorso, quasi un mese, la prossima settimana sarà un mese, è scoppiata l'emergenza coronavirus che abbiamo raccontato e stiamo continuando a raccontare giorno per giorno con le nostre edizioni straordinarie. Lo vedete, il titolo di oggi resta questo, oltre ovviamente al superamento del tetto dei 2000 contagiati in Veneto, 2172 per la precisione, con 63 decessi. Il titolo è riferito a quanto detto intorno a l'una dal presidente del Veneto Luca Zaia, cioè ha spiegato come varerà il cosiddetto piano Marshall per la sanità, il piano di emergenza prudenziale, in attesa di capire come e quanto si svilupperà il picco del contagio previsto dai modelli matematici. Tutto dipenderà molto, e questa è una cosa che continueremo a ripetere sempre, dal comportamento della gente, un comportamento che ha visto gran parte dei veneti seguire quelle che sono le restrizioni, ma purtroppo ancora tante situazioni dove ciò non accade e basta davvero poco per implementare il contagio, perché come sapete sono gli asintomatici, quindi i positivi asintomatici che quindi non sanno di averlo, che rischiano concretamente di aumentare il contagio, che diventa esponenziale, in una scala proprio esponenziale. E dunque quel piano che prevede a giorni la creazione di veri e propri ospedali che diventano centri per la cura del Covid-19 in ogni provincia del Veneto, in modo da dedicare dei veri e propri edifici, delle vere e proprie strutture ospedaliere solo a questo, appunto, nel caso dunque la situazione peggiori ancora di più. Lo ha ribadito il governatore Luca Zaia, è un piano prudenziale, è una valigia nella quale si prepara tutto l'occorrente. Non è detto che servirà, ma bisogna attrezzarsi per essere pronti al peggio. E in questo piano rientra anche la riattivazione di ex ospedali. Lo rivedremo fra poco, perché rivedremo il discorso del governatore Zaia. Noi siamo in attesa di collegarci via Skype con il ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà, anche per avere notizie del Consiglio dei Ministri, nel quale dovrebbe essere varato e deciso il cosiddetto decreto, il decretone per famiglie e imprese legato al coronavirus. Ci dice Repubblica che la riunione è slittata ancora, la riunione del Consiglio dei Ministri per il varo del maxi decreto. Secondo quanto si apprende, la riunione preparatoria del pre-consiglio, che avrebbe dovuto tenersi intorno alle 13, è slittata alle 16, cioè a ora, e pertanto il Consiglio dei Ministri, che in un primo momento era stato ipotizzato in giornata, dovrebbe svolgersi nella serata, ma non è escluso un ulteriore rinvio, quindi i tempi si stanno dilatando proprio su un punto cruciale come è il decreto per le famiglie e per le imprese, che molti stanno aspettando per capire in prospettiva che aiuti ci potranno essere anche nel concreto, visto che si parla evidentemente anche dei famosi voucher per le babysitter, o ad esempio il congedo parentale per i tanti genitori che si trovano a dover lavorare in due e non possono più praticamente portare i figli dai nonni, e quindi c'è questa situazione nel quale diventa fondamentale avere almeno un genitore a casa, oppure l'aiuto di una babysitter. Questo comporta delle spese, quindi in questo caso ci sarebbe il voucher. Allora, in attesa di collegarci con il ministro D'Incà, che quindi ci può dare delle notizie di primissima mano sulla situazione a Roma, tornerei su una dichiarazione di Ricciardi. Eccolo qua, eccolo qui. Allora però possiamo vedere in anticipazione alcune parti della bozza di questo decreto. Ovviamente dovrà essere varato, attenzione, si parla di una bozza,
si parla di una bozza, quindi non è la versione definitiva, ma ci sono alcune anticipazioni che adesso vi leggiamo. Allora, 113 articoli in questo decreto, testo non definitivo che deve essere portato al vaglio del preconsiglio che è ora e poi del Consiglio dei Ministri, in cui si parla di sanità, famiglie, imprese e lavoratori, ma anche aiuti specifici per il turismo e spinta alla produzione italiana di mascherine. È quello che chiedeva e aveva chiesto il governatore Zaia, che ha appunto chiesto anche all'Istituto Superiore di Sanità la possibilità di poter produrre qui in Veneto, per il Veneto, le mascherine. 113 articoli, la nuova bozza del decreto anticoronavirus. Il testo, sottolineano fonti di governo, è ancora soggetto a revisione, dunque suscettibile di modifiche, dice l'ANSA. Sarà vagliato anche dai tecnici nel preconsiglio di questi momenti prima di arrivare al tavolo del Consiglio dei Ministri e quindi poi essere varato. Cosa contiene questa bozza? I congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni costretti a causa della chiusura delle scuole, i congedi speciali che saranno validi dal 5 marzo per tutti i dipendenti, dal 15 di marzo per tutti i dipendenti. L'indennità sarà di massimo 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente e sarà pari al 50% della retribuzione. È una bozza, lo ricordo. Nessun limite di età in caso di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra 12 e 16 anni. Quindi questa sarebbe la parte dedicata ai congedi. Quindi massimo di 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà non contemporaneamente, sarà pari al 50% della retribuzione. Allora mi dicono che, eccolo qui, abbiamo Federico D'Inca, allora ce lo facciamo dire direttamente da lui. Io ho attivato, adesso vediamo se si vede, eccolo qui, io lo vedo, eccoci. Dovremmo sentirlo anche fra poco. Allora chiedo un attimo di pazienza al Ministro. Ministro, mi sente? Sì, sento bene, voi? Oh, benissimo, sì, la sentiamo benissimo. Allora, stavamo leggendo dall'ANSA alcune parti della bozza del famoso decreto molto atteso che deve passare al preconsiglio e poi in Consiglio dei Ministri. Ci dica lei qualcosa, visto che insomma, ci può dare informazioni di prima mano. Beh, in questo momento c'è il preconsiglio in atto, per cui ritengo che oltre a quello che avete visto sulle ANSA, prima di portarlo appunto in Consiglio dei Ministri, non debba essere inserito altre parole se non quelle già espresse più volte dal Ministro Gualtieri e dalla Vice Ministra Castelli sul fatto che noi cercheremo con questi oltre 15 miliardi di euro di poter aiutare tutte le persone che sono in difficoltà, permettere alle nostre aziende andare oltre questo momento di grande difficoltà che voi tutti quanti vedete, sospendendo i mutui, sospendendo gli affitti, dando una cassa integrazione molto più ampia alle persone che lavorano, si va fino al turismo, si va fino allo spettacolo, cercando di dare sostentamento alle nostre imprese e cercando di mettere risorse importanti per la parte sanitaria. È una manovra importante, sono cifre che abbiamo messo. Io sono da una parte contento e dall'altra anche orgoglioso che il nostro paese come Italia è primo in questo momento, sfortunatamente chiaramente, ma siamo i primi a prendere le misure più forti in tutta la parte occidentale dell'intero globo. Insomma, dopo la Cina, dopo il Giappone, dopo le misure del Corea del Sud, nessuno in Europa sta affrontando il problema del Covid come lo stiamo affrontando noi. I nostri diventano parole comuni all'interno dei nostri concittadini, sono tradotti pari dagli altri paesi e vengono applicati sia alla chiusura delle scuole, sia questa sorta di non so se poterlo chiamare coprifuoco, però non c'è nessuno in giro da nessuna parte, tutti quanti rimangono a casa con grande senso di responsabilità, a parte le persone che vanno a lavorare. Io ringrazio tutti, chiaramente le persone, gli infermieri, le persone della sanità del nostro paese che stanno lavorando in maniera dura, ma ringrazio anche gli operai, gli impiegati che stanno continuando a mantenere, seppur al minimo, in vita l'economia del nostro paese, perché è importantissimo.
voi sapete che non vi sono, ripeto, non vi è nessun problema di approvvigionamento dei supermercati, non vi sono problemi di approvvigionamento dei bancomat, la benzina si trova all'interno dei distributori di benzina. Quindi passare con grande coraggio e con grande unità, e lo si vede ogni qualvolta si vedono dalle manifestazioni, dai balconi delle case, il canto dell'inno d'Italia. Essere così vicini come paese ci dà la forza di poter uscire velocemente da questa grande sfida, e così come siamo entrati per primi, affrontandolo come l'abbiamo affrontato in maniera molto molto dura e di petto, io sono convinto che in poche settimane vedremo ottimi risultati che ci permetteranno di ritornare alla nostra, che però insomma credo che sarà molto cambiata nei prossimi anni. Senta Ministro, in queste ore, da quello che si legge, si vede negli altri paesi, c'è un ritornello nelle frasi dei vari vertici istituzionali dei vari paesi, e cioè come l'Italia. Si sta affrontando come ha fatto l'Italia, insomma questo sta a significare che col senno di poi, insomma, tutto quello che si era detto precedentemente fa cadere un po' tutte le parole che gli altri paesi europei avevano portato avanti nei confronti dell'Italia, nelle settimane precedenti in cui sembrava che l'Italia fosse il paese degli untori. Ma anch'io facevo questa riflessione, siamo passati da untore ad essere esempio. Siamo stati particolarmente sfortunati per certi versi, dall'altra ci ha permesso subito di entrare nella realtà, perché abbiamo immediatamente operato più tamponi di tutti in Europa e ricercato anche quelli che sono asintomatici. Vi sono delle regioni dove abbiamo avuto più fortuna, anche come il Veneto, grazie anche all'aiuto di tutti gli operatori della protezione civile che hanno lavorato al meglio, e luoghi che hanno avuto meno fortuna come i secondi focolai che sono comparsi a Bergamo e Brescia, dove il numero dei casi è molto ampio e dove vi sono le maggiori preoccupazioni in questo momento. L'esempio per il mondo intero, guardate che l'orgoglio nazionale credo che ci sia stato nel nostro paese soltanto quando abbiamo vinto i mondiali di calcio, questa unità così forte, ed è secondo me mi riempie anche il cuore di orgoglio di essere italiano, vedere una popolazione così unita. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, anzi questo è il momento ancora di rispettare con maggiore rigore le regole, e le regole sono stare a casa, mantenere le distanze, pulizia delle mani. Nelle prossime giornate arriveranno milioni di mascherine per aiutare i nostri ospedali che sono chiaramente in difficoltà, i nostri medici, per poter dare la possibilità ai pazienti di essere curati. Va responsabilizzato ogni singolo cittadino, perché ogni cittadino può essere un portatore sano di questa malattia. Dobbiamo arrivare poi chiaramente nel prossimo anno finalmente ad avere il vaccino, mi auguro che arrivino anche i test su alcuni medicinali che sembrano, diciamo, alleviare le sofferenze e permettere di poter stare meno tempo all'interno delle terapie intensive, che è il luogo in questo momento maggiormente critico. Senta, stamattina, poche ore fa, il governatore Zaia ha spiegato qual è il cosiddetto piano Marshall della sanità del Veneto, e quindi di creare per ogni provincia una struttura dedicata proprio al Covid-19 per ogni provincia, utilizzando degli ospedali ad hoc, diciamo. È la soluzione prudenziale, però dice dobbiamo essere pronti. Questa è la soluzione giusta? Le soluzioni qui si trovano di giorno in giorno. Chiaramente avere dei luoghi dove poter avere lo spazio fisico per curare le persone, ripeto, non tutti finiscono in terapia intensiva, ma ci sono molte persone che hanno bisogno di qualche aiuto più leggero, e poi vi sono attenzione nei confronti di chi ha già alcune criticità, perché diciamo che oggigiorno l'età media delle persone che sono mancate, e a loro va il nostro ricordo e una grandissima vicinanza alle famiglie, perché sono persone che avevano una storia ed una vita. L'età media è 81 anni, ma non si scherza con questa malattia, colpisce anche i giovani, seppur in una parte molto più piccola, e noi dobbiamo essere capaci di affrontare Covid con la massima intelligenza, perché è un nemico invisibile che può andare ovunque, quindi
le strategie messe in porto dalla Regione Veneto sicuramente possono essere di aiuto per poter difenderci dalla prova peggiore che ci possa attendere, perché chiaramente fino adesso anche in Veneto è rimasto abbastanza con dei numeri controllati, ma ci con niente perché in qualche maniera possa esplodere. Siccome è esponenziale, un giorno hai 1000, poi hai 2000, poi hai 4000, poi hai 8000, poi vai a 16000, poi vai a 32.000, 64.000, 128.000, in una settimana ti trovi da avere 0 a passare a 128.000 casi, per cui bisogna stare veramente attenti, in ogni momento può scappare di mano. Dobbiamo essere uniti, forti, coraggiosi, mantenere una tranquillità sotto il profilo economico vita, credo con dei valori diversi, me lo auguro, con dei valori che riguardano veramente la vita per quello che è un momento bellissimo che va vissuto nella giusta maniera, perché poi possono capitare momenti da incubo come questo, perché ce lo possiamo raccontare, sembra di essere un incubo in una di quelle storie di film peggiori che si possano immaginare, e ve ne sono tanti in questo momento, ve ne sono alcuni che parlano di malattie simili anche, ebbene uscirne uniti e quando poi sarà finito fare delle scelte politiche ancora diverse e mettere delle priorità. Io dico sempre, le priorità saranno la sanità, sarà la capacità di poter lavorare sul mondo della ricerca, sarà la possibilità di ancora maggiormente pensare che queste cose possono capitare da qui ai prossimi 100 anni. Non capita soltanto una volta, la siamo cavati con la SARS qualche anno fa, ma potrebbe ritorni anche in qualcosa di ancora peggiore. Bene, dobbiamo essere pronti con i mezzi, con l'intelligenza a livello mondiale, in maniera molto unita per riuscire a rispondere meglio prima ancora. La lascio, volevo solo chiederle, ha idea della tempistica del Consiglio dei Ministri di questa sera? È previsto che slitterà questa sera il Consiglio dei Ministri? Il preconsiglio è appena iniziato adesso e sono in collegamento tutti quanti perché non si possono in questo momento, anche a Roma i lavori vanno secondo le esigenze, quindi in teleconferenza. Fatto il preconsiglio, questa sera avremo il Consiglio dei Ministri che potrebbe arrivare anche in tarda serata. Guardate, io venerdì mattina ho terminato, il sabato mattina ho terminato l'incontro con Confindustria e sindacati, io ero presente, ho fatto la nottata e abbiamo finito alle 8 del mattino. Non è un problema se dovesse iniziare alle 11 e se dovesse finire alle 4 del mattino il Consiglio dei Ministri, appunto promulgare le norme che daranno un forte aiuto alle nostre imprese, alle nostre famiglie, al sistema sanitario. Grazie allora, grazie al Ministro per i rapporti col Parlamento Federico D'Incà, grazie davvero, allora vedremo. Resto a disposizione, quando volete possiamo fare un aggiornamento anche domani, perché poi arriveremo alla conclusione del CDM e magari potremo parlare insieme delle nuove norme. Assolutamente sì, grazie allora, grazie. Forti e noi ne verremo fuori e saremo diversi, saremo più forte e ancora più grande. Grazie, sì, questa cosa segnerà sicuramente il nostro futuro. Grazie allora al Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, grazie di essere stato con noi. Allora, avete sentito, stavamo dicendo prima alcuni dei passaggi della bozza che è appunto in discussione nel pre-consiglio dei ministri e poi questa sera verrà discusso definitivamente al Consiglio dei Ministri. Stavo dicendo, agli autonomi sarà riconosciuta, parliamo di una bozza, attenzione, quindi è suscettibile di modifiche e poi dovrà essere comunque vagliata dal Consiglio dei Ministri. Agli autonomi sarà riconosciuta una indennità, una tantum di 500 euro, lo prevede appunto la bozza del decreto anticoronavirus, suscettibile ancora di modifiche. L'indennità è prevista per professionisti e collaboratori, per gli stagionali, i lavoratori del turismo, delle terme, dell'agricoltura e anche per i lavoratori dello spettacolo. Poi ancora altri punti, fra poco ci collegheremo anche, vediamo se c'è il nostro Filippo Fois a Mestre. Eccolo qui, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme, quanto prevede la bozza del decreto, ancora suscettibile di modifiche. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga devono inviare all'Istituto Superiore di Sanità autocertificazione sulle caratteristiche tecniche delle mascherine, rispettando tutti i requisiti di sicurezza.
l'Istituto Superiore di Sanità in 2 giorni si pronuncia circa la rispondenza delle maschere alle norme vigenti, confermati anche gli incentivi a fondo perduto alle imprese che già lo producono, quindi le aziende che vogliono convertire la produzione, vogliono produrre mascherine, devono mandare un'autocertificazione con le caratteristiche del prodotto che vanno a produrre all'Istituto Superiore di Sanità, che in 2 giorni dà l'ok e quindi può dare il via alla produzione di mascherine. Questo era quello che aveva chiesto anche il governatore Zaia. Un premio di 100 euro per il mese di marzo 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati che abbiano continuato a lavorare nella sede di lavoro. Lo prevede la bozza di decreto. Il premio spetta a chi guadagni non più di 40.000 euro l'anno ed è esentasse, viene rapportato ai giorni di lavoro, ai giorni di lavoro in sede, viene dato in via automatica dal datore di lavoro, se possibile nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno, quindi un premio, diciamo, di attività per chi è rimasto al lavoro in questi giorni. Ancora, fondi per 50 milioni a Invitalia da distribuire alle imprese per l'acquisto di guanti e mascherine. Questo è un altro elemento della bozza del decreto che è ora in discussione in pre-Consiglio dei Ministri. In alternativa ai congedi parentali, che adesso vi ridirò, i genitori lavoratori dipendenti con figli sotto i 12 anni potranno richiedere i voucher babysitter. Il bonus per l'acquisto dei servizi di babysitting è previsto nel limite massimo complessivo di 600 euro e viene erogato mediante il libretto famiglia. Il voucher sale a 1.000 euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori. Torniamo alla congedi. Congedi per i genitori che hanno figli sotto i 12 anni. L'indennità sarà massimo di 15 giorni da utilizzare tra mamma e papà, non contemporaneamente, evidentemente, sarà pari al 50% della retribuzione. Lo prevede appunto l'ultima bozza. Nessun limite d'età in caso di figli disabili. Sarà poi riconosciuto un congedo speciale non retribuito ai dipendenti con figli tra i 12 e i 16 anni. Quindi 12-16 anni non retribuito, fino ai 12 anni 50% della retribuzione, mamma e papà non contemporaneamente, durata massima di 15 giorni. Stiamo parlando di una bozza suscettibile di modifiche, ma sono appunto alcuni dei 113 articoli previsti che sono adesso in discussione al pre-Consiglio dei Ministri. Allora, questa è la situazione, poi magari ripeteremo alcune delle linee di questa bozza che danno un po' il quadro della situazione. C'è un caso, poi l'abbiamo raccontato anche ieri e lo rivediamo con la redazione di Tele4 Trieste, i 101 cittadini ucraini rimasti bloccati nei pullman di fronte a una frontiera con la Slovenia bloccata, un caso che è diventato anche politico e si spera in via di risoluzione in queste ore. Vediamo. Dopo la protesta al confine di Fernetti ieri pomeriggio, che ha portato a contatto una trentina di camionisti di differenti nazionalità e la polizia di frontiera slovena, il livello di allarme si è alzato a dismisura. Dopo i contatti fra la diplomazia italiana e slovena, i colloqui tra il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il console sloveno a Trieste Vojko Vuk e il prefetto Valerio Valenti, la soluzione di una scorta ai convogli sino al loro destino finale era già nell'aria ed è stata anticipata proprio da Tele4 insieme al video degli autotrasportatori urlanti davanti al valico. Ovviamente a tensione crescente è corrisposta una ricerca della soluzione più veloce, anche per evitare che lo stallo del confine si trasformasse in una rissa sul Carso triestino. Ed ecco la prima decisione, strettamente connessa con colloqui tra le diplomazie di Ungheria, Croazia e Serbia, che a loro volta avevano varato una serrata uguale a quella della Slovenia. La Repubblica Slovena ha fatto sapere come letteralmente senza camion italiani gli sloveni non mangiano, riferimento chiaro alle derrate alimentari del bel paese. Ha deciso quindi di scortare dei convogli a destinazione con le proprie forze dell'ordine. L'Ungheria ha deciso di accettare 50 camion che sono già partiti per il loro punto di consegna finale, scortati dalle volanti d'oltreconfine. La Croazia e la Serbia hanno accettato invece di far transitare sul loro territorio un'altra serie di carovane di camion diretti in Romania. In Croazia però gli autisti non possono scendere nemmeno per eventuali bisogni fisiologici. L'Austria invece
invece continua a non accettare alcun ingresso di autotrasportatori romeni. Ovviamente sono tutte operazioni tampone in questa emergenza globale del coronavirus, perché si procede comunque a rilento e la tensione a Fernetti fra molti camionisti rimane. Al momento però non sembra esserci altra soluzione senza un intervento forte e unilaterale dell'Europa. Они решили сейчас перекрывать движение. Queste le immagini della redazione di Tele4 Trieste. Vi faccio vedere adesso, sentiamo subito il primo blocco, diciamo, dell'intervento di Zaia, in cui ha raccontato del piano di emergenza sanitaria. Vi faccio vedere queste immagini della Protezione Civile a Noventa Padovana, tra le strade del paese. Sentite. E quindi questo è l'auto della Protezione Civile che avverte, abbiamo visto anche ieri a Padova, insomma non solo, avverte se ce ne fosse ancora bisogno, ma evidentemente ce n'è ancora bisogno, che bisogna restare a casa. Perché, lo ha detto anche il ministro D'Incà poco fa, la situazione può davvero sfuggire di mano. Bisogna, e lo sentirete adesso da Zaia, restare alle regole, alle misure restrittive per evitare che poi si arrivi a un crash sanitario. In ogni caso il piano di emergenza verrà attivato, ma l'ideale sarebbe quello di non utilizzarlo, evidentemente. Sentiamo allora il governatore Luca Zaia nel punto stampa di poco più di 3 ore fa con tutte le notizie importanti di oggi. Sentiamolo. E allora innanzitutto grazie anche per la cortesia e perdonateci per il ritardo, ma è stata una mattina impegnativa, insomma abbiamo iniziato questa mattina presto con le attività, sono qui accompagnato dall'assessore Lanzarin, alla mia destra assessore alla sanità, alla salute, e l'assessore Bottacin alla mia sinistra che è l'assessore alla protezione civile. Abbiamo avuto questa mattina la videoconferenza con la Protezione Civile Nazionale, come al solito, come tutte le mattine. Abbiamo fatto una videoconferenza importante con tutti i direttori generali, quindi con la sanità del Veneto, la presenza ovviamente oltre degli assessori anche del dottor Mantoan e di tutta la squadra della sanità, e ovviamente della protezione civile era presente l'ingegner Soppelsa. Poi abbiamo fatto altre videoconferenze, ho parlato anche stamattina con i ministri sia Speranza che con il ministro Boccia, e vi dico quali sono le risultanze e i ragionamenti che vogliamo fare oggi. Oggi siamo davanti a 2.172 positivi, abbiamo 2.172 veneti che noi abbiamo intercettato con la nostra politica dei tamponi. Ricoverati ne abbiamo 426, sono persone che hanno bisogno di cure per guarire, in terapia intensiva 129, dimessi 120 e purtroppo decessi, persone che hanno perso la vita con questa tragedia, con questa emergenza, sono 63. Allora, primo appello, i veneti devono continuare a stringere i denti e a restare in casa. Personalmente penso che le misure restrittive siano la direzione giusta, perché misure restrittive applicate alla nostra politica sanitaria dei tamponi con l'isolamento fiduciario ci portano nella direzione giusta. È un sacrificio. Mi rendo conto che è un grande sacrificio, ma se abbassiamo la guardia adesso finisce che qualcuno perde la vita. Quindi tutti noi abbiamo la responsabilità della salute anche del vicino di casa, del parente, del figlio, del genitore, del nipote, quindi restiamo a casa per quanto possibile. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le SPISAL del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo
diciamo, collaborativo ma a tappeto di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. Molti cittadini ci scrivono, vorrei rispiegare al mondo intero che le scuole, la chiusura delle scuole, la chiusura delle aziende non è competenza della Regione. Vi evito la domanda, vi dico qual è la mia posizione, che si può lavorare in azienda solo se la messa in sicurezza è totale, altrimenti viene prima meno la sicurezza sanitaria del lavoratore e poi quella di tutta una comunità. Quindi l'assenza di misure garantisce la presenza di un contagio che cresce, la presenza di misure mette in sicurezza tutti. Detto questo vi dico che il nostro modello, anzi i modelli matematici che abbiamo e che sono stati elaborati dal settore sanità, dagli esperti di statistica, ci dicono molte cose che stiamo seguendo in questi giorni. Ci dicono comunque che dobbiamo ancora insistere nell'isolamento, ci dicono che comunque dobbiamo ancora chiedere ai veneti di stare a casa, e penso che i veneti lo hanno dimostrato in queste ore con un grande senso di responsabilità, di solidarietà e di coerenza, perché questa battaglia, come dico sempre io, non la si vince solo con l'ospedale. La prima cura al coronavirus è il cittadino, siamo noi veneti. I modelli ci danno delle proiezioni che sono preoccupanti, i modelli ci danno delle proiezioni che rischiano di mandarci in crash, cioè in totale emergenza. Bisogna governarli con il saper restare a casa e rispettare tutte le regole, che sono quelle delle distanze, che sono quelle dell'evitare luoghi affollati, ma ormai occasioni di luoghi affollati non ce ne sono più, ma anche quelle di organizzare la cena di condominio, la tombola, o venite a vedere la televisione da me visto che c'è il coprifuoco. Non funziona così. Ma sono quelle anche della prudenza, sono anche quelle di misure che abbiamo deciso di adottare questa mattina in unità di crisi, che sono assolutamente misure prudenziali, precauzionali, che si aggiungono a quelle adottate nei giorni scorsi, che sono con la filosofia, lo dicevo oggi ai direttori generali dell'ULSS, che è come quando si fa la valigia per un viaggio. Cos'è che si fa? A prescindere dalle previsioni meteo di quel posto, comunque ci si premura di avere l'abbigliamento per la pioggia, il golfino per il freddo, perché se farà freddo, qualcosa altro perché voglio evitare che se è troppo caldo devo avere... Ecco, noi stiamo preparando la valigia. Non è necessario poi utilizzare tutto quello che abbiamo in valigia, perché se non pioverà mai non tireremo mai fuori l'impermeabile che abbiamo messo in valigia, però dobbiamo averlo. Allora la valigia oggi ci dice che identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus, e sono gli ospedali che avete nella lista, che evito di citarvi, ma posso anche citarvi, e sono un'ala dell'ospedale di Belluno, l'ospedale di Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo per Treviso, l'ospedale di Dolo e l'ospedale Villa Salus di Venezia, quindi Serenissima, l'ospedale di Jesolo per il Veneto orientale, l'ospedale di Trecenta per la Polesana, l'ospedale di Schiavonia per la zona del Padovano, l'ospedale di Sant'Orso per la zona berica e pedemontana e poi l'ospedale di Borgoroma e di Villafranca. Ovvio è che non è un interruttore on-off, però nel frattempo noi ci stiamo attrezzando. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Vi diamo poi un quadro generale di come verranno distribuiti tutti i posti letto, e sono tanti. Ne posso avere uno?
e sono tanti perché nel piano che abbiamo fatto vi dico solo che abbiamo oltre 800 terapie intensive. Abbiamo... No, ma ce l'ho qua. Abbiamo 800... Ah sì, grazie, sì, ho questo, grazie. Abbiamo esattamente 825 posti di terapia intensiva, 383 di terapia semi-intensiva e 1777 posti di terapia di infettive, per un totale di quasi 3.000 posti aggiuntivi, di 3.000 posti, scusate, in totale. In più ricordo che abbiamo rimesso in moto le strutture degli ex ospedali con non poca fatica, con altri 740 posti. Insomma, noi ci stiamo preparando al brutto tempo. Lo facciamo come al solito da veneti, lo facciamo con prudenza, lo facciamo con visione, perché i veneti sono sempre abituati ad avere, come si dice, avere fieno in cascina, no? Come si dice, avere sempre la tranquillità di avere, e non a caso siamo un popolo di risparmiatori, di avere la tranquillità, di avere certezza del futuro. Lo facciamo con molto senso anche di responsabilità, ci rendiamo conto di aver ridotto, aver dato come indicazione di ridurre le attività ospedaliere, garantiamo, voglio ricordare, l'attività chirurgica per gli oncologici, per tutti i malati gravi. Ovviamente ricordo che si va a garantire tutta l'attività materno-infantile, quindi tutto quello che riguarda il materno-infantile, le attività vaccinali, tutte le visite urgenti e quindi le categorie U e B, e poi tutto quello che sono, insomma, secondo il buon senso, le urgenze che vanno affrontate. Però dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Quindi sto parlando di malattie infettive, sto parlando di ovviamente terapie semi-intensive e sto parlando di terapie intensive. È un piano coronavirus, è il piano di emergenza del coronavirus. Guardate, lo abbiamo valutato per 4 giorni. A parte il fatto che questo è un piano che si è costruito giorno dopo giorno con l'inizio dell'emergenza, ma in questi ultimi 4 giorni l'abbiamo valutato, lo abbiamo calibrato in maniera tale da poter garantire anche l'ordinaria amministrazione, per quanto possibile ovviamente l'ordinaria amministrazione. Qualcuno si chiederà, ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremo perso la collaborazione dei cittadini. C'è un medico che ha fatto diffuso un video che dice: voglio spiegare in maniera molto sintetica ai cittadini cosa significhi stare a casa. Se non stai a casa corri il rischio di ammalarti e corri il rischio anche di morire. Queste frasi io non le avrei mai volute dire, ma è bene ricordare ai cittadini che con questo virus, per come si sta comportando, per come dimostra anche di sapersi mutare da un istante all'altro e dalle informazioni che abbiamo, ci vuole molta prudenza. Quindi invito i cittadini a restare a casa. Se avete domande, prego. Prego. Sì. Considerate, grazie per la domanda Filippo. Noi abbiamo prudentemente acquistato, diciamo, in tempi non di guerra già i primi ordini di macchinari, ovviamente in tempi di pace, diciamo. Durante l'emergenza abbiamo cercato e continuato ad acquistare, con i limiti dell'emergenza del mondo intero. Anche qui lo vorrei dire, per dare anche una spiegazione al tema delle mascherine. Anche questo è bene spiegarlo. Il tema delle mascherine. In questo momento, a livello planetario, le mascherine letteralmente vengono rubate da una comunità all'altra. Rubate fra virgolette, nel senso che sullo stesso lotto arrivano più comunità e ormai si va solo a rialzo. Dopo un certo punto ti devi fermare perché non è più neanche sostenibile l'operazione, ammesso e non concesso che arrivino. Vi ricordo che ci sono colleghi governatori che hanno visto arrivare gli scatoloni vuoti, hanno pagato degli scatoloni vuoti.
E adesso sembra che nelle ultime ore ci sia più movimento a livello di offerenti, però stiamo parlando di grandi quantità e quindi faccio un appello al governo. Stiamo parlando di grandi quantità, stiamo parlando di tonnellate di materiale che dicono di avere in giro per il mondo, ma tutti chiedono il pagamento anticipato. Allora, se noi enti pubblici veniamo messi nelle condizioni, e spero che il governo riesca a trovare una soluzione, di inserire in questo decreto la possibilità di avere la misura della lettera di credito, noi possiamo garantire al cinese di turno, piuttosto che al turco di turno o al brasiliano di turno, che ha certezza di avere i suoi soldi e che ci spedisca la merce. Ma è altrettanto vero che è difficile pagare merci per 6, 7, 8 milioni, queste sono le cifre, e star lì a pregare che ti arrivino gli scatoloni pieni e non vuoti, perché poi gli interlocutori che hai dall'altra parte del mondo spesso sono numeri di telefono, cioè non è che abbiamo siti internet che ci vanno a validare, perché il 90% dei casi sono mediatori, broker, sono commercianti che comunque fanno da intermediari con le aziende che producono. Allora così Zaia, questa mattina, la tarda mattinata di oggi, poi sentiremo anche la seconda parte del suo intervento con altre domande, poi si è soffermato evidentemente anche sulle restrizioni che dovranno essere messe in atto se la gente continuerà a non seguire le regole, e anche il controllo, come aveva già preannunciato peraltro ieri sera proprio qui ad Antenna 3, i controlli dello Spisal nelle aziende. Allora io vedo in collegamento da Treviso Lucio Zanato, che si trova davanti all'ospedale di Treviso, con il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, che saluto. Allora Lucio, vediamo com'è la situazione a Treviso anche alla luce di questo piano sanitario che vedrebbe l'ospedale di Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo come degli ospedali dedicati, dei centri Covid-19 nella Marca Trevigiana. Grazie Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3 in questa lunga edizione speciale dedicata al coronavirus. Ci troviamo all'esterno dell'ospedale Cafoncello perché dietro le nostre spalle, non so se si nota perché c'è un sole accecante, c'è un grazie a voi, siete i nostri eroi. Direttore Benazzi, insomma, fa bene al cuore per voi che siete prima linea. Fa bene al cuore e soprattutto perché c'è la riconoscenza di tante persone, di questa comunità che è così vicina a chi sta lavorando in prima linea, cioè ai medici, agli infermieri, agli operatori sociosanitari, ma tutto il personale della sanità, e questo ci fa un immenso piacere perché dà ai nostri operatori la forza di continuare, di essere in trincea e di sconfiggere questa brutta bestia che si chiama coronavirus. Allora cominciamo con la notizia di oggi per Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo, questi due nuovi tra virgolette hub per il coronavirus, giusto? Possiamo capirne di più? Beh guardi, allora partiamo dal presupposto, la regione cerca di guardare oltre, di guardare più avanti, dai dati statistici che loro hanno immagino che ci possa essere una recrudescenza, allora è come un viaggio, no? Quando noi andiamo a fare un viaggio e stiamo via 15 giorni, 20 giorni, nella valigia cerchiamo di mettere tutto, anche quello che forse non potrà servire o non serve, ma lo si fa perché uno deve prevenire. Questo ha fatto la regione, noi stiamo lavorando perché intanto le strutture che abbiamo attualmente, senza bisogno di servirsi di altre, tengono botta, come si suol dire, quindi riescono a sopportare e supportare chi evidentemente in questo periodo ancora di difficoltà si avvicinerà alle nostre strutture perché è contagiato dal coronavirus. Se questo non dovesse bastare, ma dico è come un viaggio, alla fine invece di portare uno spazzolino ne porto due perché l'altro magari si usura, però la verità è che come dire, un qualcosa che noi mettiamo nella saccoccia, lo teniamo in attesa di vedere se effettivamente può servire, quindi nessun allarme, ci stiamo attrezzando per essere previdenti, come la formichina, ecco. Ecco, però diciamo che in questa previsione, per essere previdenti, Vittorio Veneto come sarà attrezzato o è già attrezzato, e San Camillo come sarà attrezzato e come o è già attrezzato per appunto per il coronavirus? Beh, intanto faccio una premessa, sia a San Camillo come a Vittorio Veneto ci sono dei professionisti altamente qualificati, quindi parliamo comunque di due strutture che hanno persone che fanno sanità,
che sanno il loro mestiere, quindi massima tranquillità da questo punto di vista. Poi Vittorio Veneto è un ospedale su 7 piani, ha circa 200 posti letto. Oggi, proprio per causa del coronavirus, abbiamo ridotto l'attività chirurgica ordinaria, facciamo solo le urgenze, quindi andremo, se serve, a concentrare le urgenze su Conegliano, e Vittorio Veneto diventa un ospedale che andrà a ospitare pazienti che sono coronavirus positivi. Ma lo dico estrema ratio, nel momento in cui le strutture che oggi abbiamo già pronte e andremo a creare ulteriori posti letto non riusciranno più, come si suol dire, a tener botta. Quindi per il momento si parla sempre solamente di Cafoncello per quanto riguarda la gestione del coronavirus, diciamo come punto principale. Allora, il Cafoncello, proprio perché ha le malattie infettive, proprio perché si è fatto sul campo un'esperienza importante, diventa sempre comunque il riferimento. Tant'è che riducendo l'attività ordinaria delle chirurgie abbiamo creato all'interno di qualche sala operatoria di ulteriori posti di terapia intensiva. Avremo i respiratori, quindi di conseguenza aumenteremo i posti di terapia intensiva qui al Cafoncello. Quando poi arriveremo a saturazione, e noi ci auguriamo mai, in questo caso allora partirà il piano B che la Regione giustamente ha posto in essere. Allora a questo punto facciamo il punto della situazione su, diciamo, le terapie intensive. Ieri ci aveva dato dei numeri, 7 posti in più mi pare, però ci aveva già detto che c'erano 13 posti già impegnati. Oggi come siamo? Siamo sempre a livello di 13 posti, 13-14 posti, perché per fortuna dimettiamo anche le persone, quindi le riportiamo. Abbiamo qualche buona notizia? Allora. Sì, dalla rianimazione li portiamo ovviamente in medicina o appunto comunque nei reparti medici e non più in terapia intensiva, quindi a Treviso ancora la situazione è sotto controllo per le terapie intensive. Vale la stessa cosa per Conegliano, anche se a Conegliano abbiamo solo ancora 2 posti liberi e poi siamo a saturazione. Invece abbiamo dei posti liberi a Montebelluna. Quindi in totale quanti posti liberi ci sono, diciamo, in tutta l'US 2? Oggi come oggi, salvo le preparazioni che faremo in questi giorni, abbiamo circa una decina di posti liberi. Insomma, quindi diciamo l'idea di spostare, di creare questi ospedali per il coronavirus deve prima completarsi questi 10 posti, insomma. Bisogna completare questi 10 posti e poi, siccome ne creeremo degli altri, chiaramente vedremo quanti poi ne serviranno realmente. In ogni caso, come oggi si vive un po' la giornata, nel senso che ancora sappiamo che l'epidemia, anzi la pandemia è in picco, è in crescita, per cui ogni giorno andremo a valutare, ogni giorno ci confronteremo col gruppo di lavoro della Regione, ogni giorno tra di noi, quotidianamente, costantemente, per cui credo che gli aggiornamenti purtroppo dovremo fare di giorno in giorno. Lei parlava di pandemia in crescita, ci sono, che lei sappia, nuovi contagiati? Allora, noi siamo passati dai 56 ai 76, oggi 76-77, poi vediamo stasera come i dati che avremo stasera, quindi c'è sicuramente un aumento, ma è nella normalità, perché è chiaro, continuo a ribadire, il virus c'è nel territorio e quindi il fatto che ci siano persone che afferiscono all'ospedale contagiate, direi che vista la pandemia è quasi, come dire, una normalità. Per quanto riguarda i decessi? Per quanto riguarda i decessi, noi oggi contiamo ancora 2 decessi, speriamo che con oggi la cosa finisca. Sono persone anziane anche qua che arrivano al territorio. Senta, però so che lei deve lanciare un appello a quanti ha visto oggi venendo al Cafoncello che andavano a correre in Restera, andavano a correre in giro. Guardi, io lo dico, mi associo a quello che ha il video che ha fatto il sindaco Conte e lo ringrazio proprio per questo. Non state aggregati, non state insieme. Ho visto gente passeggiare insieme con molta tranquillità a distanza di meno di 1 metro, senza mascherine. Ho visto gente che stava in compagnia e stazionava in compagnia. Credetemi, siamo di fronte a una pandemia importante, siamo di fronte a una pandemia che può veramente creare ancora molte vittime, che può creare molte persone che sono contagiate e stanno male, per cui obbedite alle ordinanze, state a casa vostra, è un sacrificio che vi chiediamo per 15-20 giorni, ma per stare bene tutti, per tornare poi a vivere insieme con gioia, perché altrimenti finché tra noi alberga questo virus non stiamo bene, perché vuol dire che abbiamo tante persone che devono andare in ospedale, tante persone che possono star male veramente, state a casa vostra. Senta direttore, però io sono andato in Restera, ci sarà anche un servizio, ho cercato di chiedere a queste persone perché andavano a correre, e loro, alcuni mi hanno detto perché a me non toccherà mai, sono giovane, cosa vuoi che mi capiti a me? Allora,
Guardate, i giovani è vero, qualche volta sono fortunati, però per ogni giovane c'è una persona anziana, un nonno, una nonna, un zio, un papà, una mamma, un fratello. Ecco, pensate a loro, pensate alle vostre famiglie, perché anche se voi non vi contagiate sicuramente potete contagiare loro. Quindi per cortesia state a casa, ascoltateci, perché questo è un appello che facciamo veramente col cuore, lo facciamo per la gente, per la nostra comunità e per chi sta lavorando dentro l'ospedale e dando veramente il sudore e il sangue purché gli altri stiano bene. Però c'è chi dice mio nonno sta benissimo, perché dovrebbe essere contagiato? Può essere contagiato comunque da un portatore sano, purtroppo, che viene dall'esterno, che non ha nessuna sintomatologia e che porta e in lui alberga il virus. Senta, raccontiamo anche che cosa fa questo virus a chi poi soccombe. Lei me l'ha raccontato ieri, raccontandomi di alcune lastre, perché bisogna spiegarla a questa gente che non capisce. Allora, questo virus che è subdolo, purtroppo, molto subdolo, e cosa fa? Entra nel nostro sistema respiratorio e praticamente crea un'insufficienza respiratoria, una polmonite bilaterale importantissima che man mano ci fa perdere completamente l'ossigeno, quindi ci fa morire quasi come una fame d'aria, cioè non abbiamo più ossigeno e siamo costretti a essere ventilati per poter respirare, quindi è una morte bruttissima, per cui quello che chiediamo veramente, state a casa e evitate i contagi. Perché si muore soffocati. Le lastre di una persona che soccombe da coronavirus, che colore hanno i polmoni? Sì, sono chiari a smeriglio purtroppo, cioè noi vediamo veramente una opacità pazzesca che è legata al fatto che effettivamente vengono invasi i due polmoni. Quindi ancora una volta l'appello, non andate a correre, non fate capannello, perché potete diventare degli untori. Potete diventare degli untori, state a casa, si sta benissimo a casa, se vi muovete per andare a fare la spesa eccetera, se avete delle mascherine mettetele e usate le mascherine che proteggono voi stessi e proteggono anche gli altri. Grazie direttore, se non ci sono domande da studio restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato, no certo è stato chiarissimo il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana, grazie per il collegamento, ci ha dato anche la notizia di due decessi a Treviso, ovviamente non erano conteggiati nel report di questa mattina, lo saranno evidentemente questa sera, grazie a Lucio Zanato. Guardate che, ed è questa una domanda che noi, un'esortazione che facciamo alla gente, alle tante persone che continuano a non recepire il messaggio. Noi ogni giorno vi stiamo dando un report non solo dei contagiati ma anche dei decessi, ce n'è praticamente sicuramente uno al giorno se non di più, nei casi peggiori anche di più, come abbiamo già visto. Non è una situazione normale questa, dovete rendervene conto. È probabile che ci sia, come dire, l'assuefazione purtroppo a una situazione ormai quotidiana di questi bollettini, ma in situazioni normali non è normale che ci sia ogni giorno dei decessi. Ne stiamo parlando, oggi 63 decessi, diventeranno di più questa mattina, è gente che è morta ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Questa è la situazione. Deve essere chiaro a tutti che questa è la situazione, bisogna dire le cose con il loro nome e il direttore Benazzi ha incalzato giustamente da Lucio Zanato, ci ha spiegato anche della orribile morte che appunto provoca il coronavirus. State attenti. Allora io fra poco ci collegheremo, faremo un altro collegamento Skype. Nel frattempo per vedere anche la parte diciamo della reazione, la resistenza, o meglio la resilienza di tutti i veneti a questa situazione di isolamento in casa necessario. Allora stanno arrivando tantissime immagini, video del vostro andrà tutto bene, di come voi interpretate l'andrà tutto bene. Allora vediamo un altro gruppo di immagini, un altro servizio con le vostre immagini, i vostri messaggi che stanno arrivando davvero tantissimi alla nostra redazione. Andrà tutto bene.
tutto bene. Questi messaggi di voi alla nostra redazione, tanti bambini, è bello vedere tanti bambini che si danno da fare appunto per lanciare questi messaggi, predomina l'arcobaleno. A proposito di colori e di immagini, allora è un piacere avere con noi in collegamento Skype Marco Goldin, buon pomeriggio, quasi buonasera. Buon pomeriggio, buonasera. Il direttore di Linea d'Ombra, insomma curatore di tante importanti mostre, anche del recentissimo presente, ne parleremo. Allora, sembra strano parlare di arte in questi frangenti, invece forse è il momento più opportuno. L'arte, diciamo, non va in isolamento, o meglio, i musei sono chiusi, ma l'arte non va in isolamento. È così, Goldin? Sì, è così. Abbiamo tutti trovato una possibilità di raccontare la pittura, ma non soltanto la pittura, anche la musica, la letteratura, insomma, per quanto mi riguarda, raccontare la pittura anche in questo momento in cui i musei e le mostre sono chiuse, e quindi dobbiamo trovare altri strumenti, altri mezzi che mi pare stiano funzionando molto bene, anche perché la gente ormai ha finalmente ben capito che deve rimanere in casa, e quindi l'unica possibilità è quella di restare collegati attraverso gli strumenti che per fortuna la tecnologia ci mette a disposizione. Ci racconta allora come si può fare un tour virtuale? Ma intanto bisogna averlo già fatto prima, ovviamente, è un materiale che deve essere già pronto, e un po' diciamo che tutti i musei sono, almeno quelli più importanti, sono preparati a questo. Le visite virtuali alle mostre, per quanto ci riguarda personalmente, ormai le facciamo da tantissimi anni, e anche in questo momento sul nostro sito lineadombra.it è presente il tour virtuale della mostra dedicata ad Alberto Giacometti, che abbiamo dovuto chiudere a Verona anche noi evidentemente, però ognuno può fare un giro in mezzo alle sale, e credo che in altri momenti questo fosse semplicemente magari un motivo di preparazione o di ricordo rispetto a una visita. Oggi sostituisce completamente la visita, e quindi credo che sia uno strumento davvero molto importante, che continua a tenere connesse le persone non soltanto a delle immagini, ma le tiene connesse soprattutto allo spirito e a un sentimento di bellezza, che credo sia quanto di più bello abbiamo bisogno in questo momento. Approfitto di uno storico dell'arte di fama mondiale come lei per chiederle l'arte come ha vissuto negli anni momenti come questi. Ce ne sono stati e magari a volte hanno prodotto anche dei momenti particolari di creatività. Beh sì, è evidente che la storia dell'arte abbia avuto in alcune circostanze, ma non soltanto le pesti famose, insomma comunque anche grandi eventi catastrofici, penso a determinate guerre per esempio, abbia prodotto delle cose molto belle. L'arte è sempre stata qualcosa che ha avuto a che fare con una sorta di consolazione, che è riuscita a far viaggiare le persone su altre strade, su altri pianeti mi verrebbe da dire, vicino ad altre stelle rispetto a quelle che erano magari legate alla semplice sofferenza. Quindi all'arte, all'immagine, alla parola, alla letteratura ovviamente è spettato molto spesso il compito di far vivere alle persone un'esperienza diversa, un'esperienza che potesse essere, ripeto, quasi consolatoria, e questo credo stia accadendo assolutamente anche in questo momento, e una volta di più l'arte si dimostra veicolo meraviglioso e straordinario, anche perché ha sempre a che fare con il sogno. Il sogno è qualcosa che ci proietta in un futuro diverso rispetto all'attualità, che in questo momento francamente non è un'attualità particolarmente positiva. Il sistema museale, il sistema della fruizione dell'arte cambierà secondo lei dopo questa emergenza? O tutto tornerà come prima? Ma che tutto torni come prima la penso una cosa difficile, ma non soltanto nel mondo dell'arte, la penso nell'ambito generale della nostra vita. Penso in modo particolare ai rapporti fra le persone, ma anche sicuramente all'aspetto e al dato economico, all'aspetto produttivo. Credo che un'esperienza di questo tipo, alla quale io penso nessuno di noi fosse ma nemmeno lontanamente preparato, credo che debba assolutamente servire come una riflessione fondamentale dalla quale ripartire. Ma il mondo dell'arte credo che una volta passata, speriamo nel più breve tempo possibile, questa esperienza ritornerà
ad avere voglia di incontrare le opere dal vivo, le opere direttamente, perché tutto quello che ci viene a mancare, che ci sta mancando in questo momento, e quindi c'è già forte un bisogno di autenticità, un bisogno di verità, e questo bisogno di autenticità e di verità lo si ritrova evidentemente nell'incontro vero, reale con le cose, ma prima di tutto un incontro vero e reale con le persone. Tutto adesso è immediato, e forse stiamo capendo molto meglio quanto questa sorta di deriva di carattere virtualistico nella quale tutti eravamo caduti fosse una deriva abbastanza inutile, perché capiamo adesso, avendo la mancanza del contatto vero e diretto con le cose e soprattutto con le persone, quanto questo contatto fosse importante. Abbiamo visto tante persone cantare ai balconi, oltre a tutti i messaggi, i disegni che arrivano dai bambini con quell'arcobaleno, insomma, ricorrente. Quel canto, quei canti alle terrazze dei condomini sono una forma d'arte? Sono una forma d'arte, assolutamente, arte nobilmente popolare, e sono molto contento che l'Italia ancora una volta si sia segnalata per questo, una autenticità che non è facile ritrovare, che magari in altre nazioni non sorge così spontanea, e quindi è assolutamente una forma d'arte, come essere dei cantastorie, come nel tempo medievale essere stati appunto dei cantastorie che giravano anche nei momenti più difficili delle guerre, le pesti, le carestie, eppure c'erano questi cantastorie che giravano proprio per raccontare e anche allietare le persone, per renderle fiduciose, quasi per prendersi cura, perché questo tema, questo concetto del prendersi cura in questo momento è particolarmente importante. Ultime due domande e poi la lascio alle sue cose. Se la sente di fare comunque, lo stiamo facendo un po', tante voci, di lanciare l'appello di restare a casa un po' alla gente che ci segue? Beh, sicuramente restare a casa è la cosa che ci hanno detto tutti i medici, gli scienziati, tutti ci hanno detto che è la cosa fondamentale. Abbiamo visto come questa cosa abbia funzionato lì dove è stata praticata nel miglior modo possibile, e quindi l'invito anche da parte mia non può che essere quello di stare veramente a casa e di non contravvenire alle regole che ci sono state indicate dalle autorità. Ultima domanda, faccio affidamento sulla sua sterminata memoria, diciamo, visiva delle tante opere. Se questa emergenza fosse un quadro, che quadro sarebbe? Potrebbe essere per esempio uno dei quadri di Bruegel, il grande pittore fiammingo che ha dipinto delle scene assolutamente terribili, oppure mi viene in mente ancora, forse ancora di più, vengono in mente i quadri di Hieronymus Bosch, lo straordinario artista olandese che ha dipinto delle scene quasi apocalittiche. Però a me, al di là di questo, piace pensare per esempio a dei quadri che potrebbero andare bene per il post. Mi piace molto di più pensare alla speranza, al futuro, e allora mi piace immaginare Chagall con quelle sue figure sognanti che volano nell'aria e che sembrano quasi librarsi per camminare in un tempo, in un luogo dove non esista più effettivamente il dolore, dove esista in realtà soltanto la felicità. Ecco, io preferisco pensare a quel tipo di quadri, uno Chagall che fa volare le sue figure, come mi auguro molto presto potremo tutti noi tornare a volare in quel cielo meraviglioso e infinito che è quello che sta sopra le nostre teste. Grazie, grazie davvero per questa immagine a Marco Goldin, buon lavoro con Linea d'Ombra e anche per appunto i tour virtuali. Speriamo appunto che in attesa di poter tornare a una vita normale possiamo abbeverarci dell'arte, almeno in questi giorni. Grazie davvero e buon lavoro a Marco Goldin. Grazie a voi e grazie a tutti. Grazie. Queste dunque le parole del direttore di Linea d'Ombra, insomma ci ha dato un po' questa immagine finale con uno Chagall per il post-emergenza coronavirus. Torniamo a vedere un po' com'è la situazione nei nostri territori e lo facciamo con Filippo Fois, che vedo, se non sbaglio, sempre con Sandro Ponchio, ma non vorrei sbagliare nome, sempre con Sandro Ponchio al Parco di San Giuliano. È così, Filippo?
Esatto, sono con Sandro Ponchio e sono al Parco San Giuliano di Mestre, che è il più grande parco d'Europa come estensione. Qui possiamo dire che lo scenario è radicalmente cambiato rispetto a quello che vi abbiamo raccontato una settimana fa. Domenica scorsa, per esempio, l'area giochi che vedete alle mie spalle era ancora molto frequentata. Oggi, come potete vedere, è sostanzialmente deserta. Ci sono pochissime persone, le possiamo contare sulle dita di una mano. Alle spalle di Sandro Ponchio c'è il ponte, la pista ciclabile che porta direttamente a Mestre, per cui ci sono alcune persone che sono arrivate in bicicletta, alcune altre che stanno facendo jogging, ma sostanzialmente possiamo dire che il parco è deserto come mai l'avevamo visto. È un parco che di solito è molto frequentato, soprattutto la domenica. Al di là di questi alberi c'è la laguna di Venezia e qua vicino c'è anche l'aeroporto Marco Polo, per cui spesso si vedevano e si sentivano degli aeroplani che sorvolavano quest'area. Ora, come vedete, invece il cielo è completamente libero, per cui possiamo dire che per quello che abbiamo visto l'appello a rimanere a casa è stato raccolto dai mestrini. Dobbiamo poi aggiungere però che ci sono anche molti più controlli rispetto a qualche giorno fa. Ne abbiamo visti sia a Marghera che a Mestre che all'ingresso di Venezia, per cui diciamo che è molto facile, se si gira in automobile per esempio, essere fermati, perché il traffico è talmente poco, c'è una macchina che passa ogni 10 minuti sostanzialmente, che chi esce ha quasi la certezza di essere fermato. Nel frattempo il Viminale informa, questo a livello nazionale, che sono state 550.589 le persone controllate dalle forze dell'ordine l'11, 12, 13 e 14 marzo, cioè fino a ieri, e ci sono stati 20.000 denunciati per inottemperanza degli ordini dell'autorità, 493 per dichiarazione falsa a pubblici ufficiali. Parliamo ovviamente di livello nazionale, ma voi pensate 20.000 potenziali asintomatici positivi, capite bene le proporzioni. Filippo, dunque, mi pare di capire che sì, in alcune parti... Posso dire, Nicola, che tra quel 500.000 di controllati ci sono anch'io, perché ieri sera, mentre tornavo a casa, sono stato fermato da una pattuglia della polizia locale a Marghera. Raccontaci. Dunque stavo tornando, questa straordinaria esperienza, stavo tornando dalla redazione, per cui da Marghera a Venezia sono passato per via Fratelli Bandiera. Ci saranno state 2 automobili, io credo, a parte la mia, e a un certo punto ho visto a circa metà della via una pattuglia hanno abbassato la paletta, come mi hanno visto, e mi hanno chiesto dove stessi andando. Noi chiaramente abbiamo anche una certificazione che attesta che siamo fuori per motivi di lavoro, poi abbiamo compilato comunque un modulo e insomma mi hanno chiesto il numero di telefono, la patente, insomma tutte le cose per poi la verifica che deve essere fatta in questi casi. Benissimo, ok, allora continua pure il tuo giro, magari ci risentiamo fra poco. D'accordo. Benissimo, grazie, presto, allora. Grazie a Filippo Fois e a Sandro Ponchio. Allora, pubblicità e torniamo subito.